buonasera, le principali notizie. A Palermo, rocambolesca fuga dal carcere minorile Malaspina. 3 giovani detenuti segano le sbarre e si calano con le lenzuola annodate. 2 sono stati presi, 1 rientra in cella e appicca un incendio. Dopo l'incidente stradale nel Trapanese martedì, funerali di Giovanni Finocchiaro, medico ed ex assessore al comune di Giarre, e della moglie Serafina Cantarella, entrambi morti nel tragico impatto della moto con un'auto sulla A29. Palermo violenta, fermato il giovane che ha accoltellato un buttafuori di una discoteca ed è in gravi condizioni a Misilmeri, un 17enne colpito alla testa da un coetaneo per un like di troppo sui social rivolto a una ragazza. È indagata per omicidio stradale la donna alla guida di un'auto che ha travolto e ucciso una nonna che a Palermo passeggiava sul marciapiede con i nipoti. Ancora gravi i bambini, lutto allo Sperone. A Catania, nel quartiere di San Cristoforo, la Fondazione Stella Polare insegna la cultura del rispetto per iniziativa di un monaco yoga. La Marina Militare apre le porte del Faro Biscari a Catania, uno dei luoghi del panorama mozzafiato. Calcio, un Catania dominante in trasferta, vince 1-0 sul campo della Cavese con il gol decisivo di Jimenez. Rosazzurri attesi da un turno di riposo poi a Potenza per l'ultima partita della stagione regolare. Eccoci, buonasera. Dunque, evasione da film al carcere Malaspina di Palermo. In 3 segano le sbarre e con un lenzuolo si calano dal muro di cinta. Ricatturati 2 dei 3 fuggitivi. Il sindacato di polizia penitenziaria dice pronti a protestare per le condizioni di criticità. Sentiamo Orazio Longo. Non è una novità, era già successo per esempio al carcere Beccaria di Milano nel 2022 e a Re Bibbia nel 2020. Ora tocca al Malaspina di Palermo, il carcere minorile, dove 3 giovani extracomunitari sono evasi come nei film, segando le sbarre della cella e calandosi fuori con un lenzuolo, quello che si vede nell'immagine. Si tratta di un tunisino, di un marocchino che era stato trasferito a Palermo dal carcere minorile di Reggio Calabria, dove in passato avrebbe preso parte a una rivolta, e di un originario della Costa d'Avorio. I 3 erano detenuti per rapina e droga. Immediata è scattata la caccia all'uomo anche con l'aiuto di un elicottero della polizia. E così poche ore dopo il giovane della Costa d'Avorio è stato ritrovato in piazzale Giotto, mentre il 18enne marocchino è stato ricatturato nascosto dentro un cassonetto nella zona di Ballarò. Ancora ricercato il tunisino. L'ivoriano, una volta rientrato in cella, ha appiccato un incendio e per protesta ha iniziato a inveire contro gli agenti della polizia penitenziaria, tirandoli su pellettili e procurandosi con oggetti taglienti ferite nel corpo. Donato Capece, segretario generale del SAP, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, commenta con preoccupazione questo ennesimo episodio critico accaduto in un carcere della Sicilia. Si dice preoccupato ed è pronto a manifestare per chiedere pubblicamente che chi di dovere tenga in considerazione le criticità del personale che lavora nelle carceri siciliane. Certo, rimane incredibile come ancora oggi si possa evadere da un carcere con sistemi raccontati nei film da più di mezzo secolo. Martedì i funerali di Giovanni Finocchiaro, il medico ed ex assessore al comune di Giarre, dove sarà lutto cittadino, deceduto ieri insieme alla moglie Serafina Cantarella in un impatto fatale a bordo della sua moto avvenuto sulla A29, dunque nel Trapanese. Sentiamo Desiree Ferlito. Una persona per bene stimata da tutti, così viene ricordato Giovanni Finocchiaro, medico ed ex assessore di Giarre, deceduto insieme alla moglie Serafina Cantarella, farmacista al Policlinico di Catania, nell'incidente stradale avvenuto sulla statale A29 all'altezza di Paceco. Il paese è sotto shock. Giovanni era uno stimato professionista, da poco era diventato primario del reparto di ortopedia dell'ospedale di Giarre, per il quale si era battuto per la riapertura. Motociclista di grande esperienza, nel tempo libero coltivava la sua passione per le 2 ruote, viaggiando in Italia e all'estero con la sua Serafina e gli amici di sempre. Si cerca di fare chiarezza sulla dinamica del tragico incidente avvenuto con un'Audi guidata da un 39enne di Palermo che ha speronato la moto sulla quale viaggiava la coppia. La moglie sarebbe morta sul colpo, mentre Finocchiaro sarebbe deceduto pochi minuti dopo l'arrivo dei soccorritori. Intanto a Giarre il sindaco Cantarella ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali, che probabilmente si svolgeranno martedì, in serata l'arrivo delle salme.
Nuovi episodi di violenza nel Palermitano. In un solo fine settimana ha fermato il giovane che ha coltellato un buttafuori in una discoteca ed è ancora in gravi condizioni un 17enne colpito alla testa da un coetaneo che è caduto a Misimeri per un like di troppo sui social rivolto a una ragazza. Maglio Viola. Storie di violenza giovanile, un po' per prepotenza, un po' per gelosia fuori controllo o anche soltanto per noia. Non passa giorno senza che la cronaca di Palermo non restituisca storie di risse, pestaggi, accoltellamenti. L'ultimo in ordine di tempo è l'accoltellamento di un nigeriano di 19 anni che lavorava come buttafuori della discoteca Country. Il giovane è stato colpito con una coltellata all'addome da Angelo Maranzano, un 24enne del popolare quartiere dello Zen. Almeno questa è la ricostruzione dei carabinieri che hanno fermato il giovane dello Zen per tentato omicidio. Il ferimento sarebbe avvenuto al culmine di una rissa scoppiata perché il ferito aveva rifiutato l'ingresso a Maranzano e ai suoi amici, ma la ricostruzione è ancora tutta da verificare. Contrastanti le versioni dei testimoni anche sul dove è iniziata la rissa. È grave in ospedale invece un 17enne di Misilmeri colpito ieri alla testa da un 16enne al culmine di un'altra rissa scoppiata per un like di troppo messo sui social ad una ragazza. Una gelosia folle e assurda alla base di tutto e ora il 16enne rischia l'imputazione per tentato omicidio. La vittima è stata operata alla testa nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale civico ed è in prognosi riservata. Sullo sfondo di questa violenza un terzo episodio è avvenuto invece in Piazza Marina nel centro di Palermo, dove alcuni ragazzi ancora non identificati hanno ferito alla testa una donna passante tirandole contro pietre dai ciclomotori in corsa. Un gesto quest'ultimo che sembra immotivato, un bersaglio casuale di un assurdo gioco per ingannare la noia. È indagata per omicidio stradale la donna alla guida di un'auto che ha travolto e ucciso una nonna che a Palermo passeggiava sul marciapiede con i nipotini. I bambini sono ancora in gravi condizioni e intanto è lutto nel quartiere Sperone. Sentiamo Marco Gullà. Via Portella della Ginestra di Palermo, teatro di tragedia. Qui, su questo marciapiede, ieri una donna stava serenamente passeggiando con i suoi nipotini, quando, per cause ancora da accertare, una Fiat 600 guidata da una 24enne l'ha travolta, uccidendola. Vincenza Lombardo, 65 anni, è deceduta subito dopo l'arrivo al Bucchieri La Ferla, mentre i nipoti sono rimasti feriti. Il più piccolo è ricoverato in terapia intensiva. La donna era la moglie del titolare di questo panificio, oggi rimasto chiuso per lutto. Mamma, bravo, la sua ruina. Invece di accelerare, frenare, freno, messo l'acceleratore. Lei era qua presente? No, veramente no. Poi gente che c'era qua raccontava com'era. Perché poi effettivamente La ragazza alla guida è indagata per omicidio stradale. Secondo una prima ricostruzione, la giovane avrebbe perso il controllo della macchina e si sta cercando di comprendere per quale motivo. I vigili hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza e hanno avviato anche degli accertamenti con le compagnie telefoniche per capire se per caso la giovane al volante stesse usando il cellulare. E poi un altro particolare, perché i paletti di protezione installati dal comune al momento dell'impatto non erano presenti e sono stati rimontati subito dopo lo stesso spazio dove si è imbucata la Fiat 600 che sarebbe stata perlomeno frenata dagli ostacoli. Sono state autentiche scene da Far West, quelle dell'aggressione di una donna contro il personale sanitario di un carabiniere del pronto soccorso di Vittoria, lo denuncia l'UGL Salute. La donna lamentava dolori a un braccio e ha dato in escandescenze rifiutandosi di rispettare il proprio turno. È stata così fermata e condotta in caserma. Adesso a Catania, nel quartiere di San Cristoforo, che aspetta una riqualificazione, c'è chi insegna ai bambini la cultura del rispetto. Siamo andati alla Fondazione Stella Polare, voluta da un monaco yoga. Lorena Dolci. La via del rispetto passa anche tra le stradine di San Cristoforo. Ad insegnarle Dada, un monaco yoga che dal 2018 in questo stabile aggrega i ragazzini del quartiere. La Onlus Stella Polare garantisce il doposcuola a 80 bambini fino a 12 anni, con punte di 120 d'estate, quando con il Greste si va tutti al mare. Oggi però le aule dove si fanno i compiti e la musica sono vuote. Sono tutti sul tetto per una visita speciale. Ormai è una realtà che voglio conoscere ancora meglio, perché ti rendi conto di cosa significhi poi
realizzare determinati programmi in quartieri come questo, devo dare atto che sono bravissimi. Io sono volontaria come gli altri operatori, come la maggior parte degli operatori qua, e lavoriamo tutti insieme, quindi io organizzo e gestisco, però gli altri fanno tutti i laboratori, musica, pittura, ceramica, eccetera. La nostra intenzione è di portare la cultura del rispetto, perché qua degli altri, no? Questo è importante fra di loro, perché il linguaggio qua è molto forte di solito. Sul tetto campi di calcio, di pallavolo, scivoli, un orto didattico. Qua siamo in un salone che sembra una galleria d'arte, perché guardate, queste sono tutte le opere realizzate da un volontario argentino. Adesso Dada, con l'aiuto della provvidenza, è riuscito ad acquisire anche il piano terra, che ospitava una fabbrica di sedie, e adesso accoglierà le prove del coro lirico siciliano. È morta a Roma la professoressa Maria Fedele, moglie dell'ex presidente del Senato Pietro Grasso, docente di materie letterarie a Palermo. Aveva lavorato nei progetti per l'educazione alla legalità nelle scuole. È arrivato anche il cordoglio del sindaco di Palermo La Galla, di Maria Falcone, e del presidente della regione Schifani. Anche in Sicilia chiese piene per la celebrazione oggi della Domenica delle Palme. Sentiamo Francesco Loi. Le chiese sono piene, da San Pietro in Vaticano alle parrocchie delle periferie. Oggi si celebra la Domenica delle Palme, porta d'ingresso della Settimana Santa. Noi cristiani entriamo nel dolore di Gesù, anche nella contraddizione che l'umanità vive nei suoi confronti, prima osannandolo, poi condannandolo. Immagini continue che ci arrivano da tutte le parti della terra, di violenza, di dolore, di strazio, di mancanza di speranza, di sfiducia. Tutto questo vogliamo viverlo in Cristo, porlo oggi nel suo cuore. Intanto, come da tradizione, ognuno acquista palme o ramoscelli d'ulivo per farli benedire e portarli a casa. Porterò a mia mamma, a nostro zio che non c'è più, a mia suocera e insomma un po' di parenti in generale. Ma quanto è difficile realizzarle? Perché ogni ora puoi fare 8-10 palme, c'è tanto lavoro dietro e poi non vengono pagate bene. Palme e ulivi, simbolo di pace che nel mondo in questo periodo traballa. La guerra, queste guerre che effettivamente ci stanno distruggendo l'anima, e speriamo bene questi popoli che possano ritrovare al più presto la pace. E quella che stiamo vivendo è una Quaresima che resterà nella storia per due motivi: il Giubileo della Speranza e le condizioni di salute di Papa Francesco, che non può presiedere i riti principali. Queste immagini da San Pietro, con la celebrazione presieduta dal cardinale Sandri anziché dal Papa, fanno già storia. Per tutti i secoli dei secoli. Una breve pausa e poi vi porteremo in cima al faro Biscari di Catania. Ed ora visitiamo insieme Faro Biscari a Catania. La Marina Militare apre le porte ai cittadini per scoprire uno dei luoghi più suggestivi della città. Ad un'altezza di 31 metri è salito per noi Tonino De Mana. Sono più di 120 scalini, quindi è stata sicuramente una faticaccia, però ne è valsa la pena perché si vede un panorama meraviglioso. Sospeso tra cielo e mare, il faro di Sciara Biscari domina il porto di Catania, con panorami mozzafiato. Da un lato il litorale sabbioso della playa, dall'altro la maestosità dell'Etna. 31 metri d'altezza sul livello del mare, 127 scalini. Inaugurato nel luglio 1951, Faro Biscari rappresenta un punto di riferimento importante per chi solca lo Ionio. È appunto un servizio pubblico reso alla collettività e garantisce la sicurezza della navigazione. Come viene riconosciuto dal mare il faro di Sciara Biscari? Il navigante riconoscerà la luce di Sciara Biscari perché vedrà un lampo ogni 5 secondi. Ed ecco la sorgente luminosa costituita da una lampada da 1000 watt posta all'interno di 4 lenti prismatiche incorporate in un telaio rotante. Da fuori e da sotto il faro è ancor più maestoso e non passa in secondo piano neanche davanti al traffico caotico di via Domenico Tempio. A Licata, in provincia di Agrigento, riapre al pubblico un tassello fondamentale della sua storia, inaugurata la nuova sezione medievale e moderna del Museo della Badia, un viaggio tra arte e memoria. Davide Sardo.
Licata rilancia la sua identità storica attraverso la cultura. È stata inaugurata la nuova sezione medievale e moderna del Museo della Badia, allestita nell'antico convento di Santa Maria del Soccorso. Abbiamo dato nella disponibilità del Parco dei Templi delle opere pittoriche di grandissimo valore, grandissima importanza, e oggi nasce una sezione di pinacoteca. Il percorso espositivo, curato dal Parco Archeologico della Valle dei Templi, raccoglie opere comunali e regionali, dipinti, ceramiche, monete, sculture e reperti che raccontano secoli di storia locale. Licata è tra i siti su cui abbiamo puntato in questi anni. Voglio ricordare, abbiamo riaperto gli scavi al Finziade, nell'area archeologica, al teatro, al castello. È un percorso importante che abbiamo fatto con l'amministrazione comunale, devo dire, con cui abbiamo condiviso questo progetto di rilancio dei beni culturali a Licata. Un progetto che non solo valorizza il patrimonio esistente, ma che amplia l'offerta culturale e turistica del territorio, restituendo al Museo della Badia un ruolo centrale nella narrazione identitaria di Licata. Una breve pausa e poi il calcio con il Catania che conferma la scia positiva con la vittoria a Cava dei Tirreni. Il Catania, siamo al calcio, con la vittoria di Cava dei Tirreni conferma i suoi numeri in trasferta ormai determinanti nella corsa play-off. Adesso un turno di riposo, poi a Potenza l'ultima partita della stagione regolare. Marco Carli. Ancora Jimenez, come a Latina, quando è cominciata la serie di vittorie in trasferta consecutive, 4 di fila fino al successo di Cava dei Tirreni, arrivato ancora grazie a un gol dell'ex Atalanta Under 23. Bella conclusione di sinistro sotto la traversa che batte Lamberti e dopo lo stop interno con l'Avellino rilancia il Catania nella corsa verso il miglior piazzamento possibile in vista dei playoff. Il rendimento esterno, 5 vittorie nelle ultime 6, 7 successi in totale, lontano dal Massimino, è un valore importante anche per i prossimi playoff, soprattutto se il Catania saprà abbinare risultati dello stesso tipo anche in casa. A volte per le caratteristiche che abbiamo fuori casa magari danno più spazi da poter sfruttare, in casa ne abbiamo di meno, dobbiamo trovare più soluzioni quando le squadre ti danno meno spazi, quello sì. A Cava i rossazzurri, dopo un primo tempo dalle poche emozioni, se si eccettua l'avvio promettente degli etnei, vanno in vantaggio nella ripresa e concedono poco fino al recupero, quando l'ex Chiricò per poco non rovina la festa, che invece resta totale in vista anche di una Pasqua di riposo per il Catania, con i dirigenti che in Australia, dove si troveranno Grella, Bresciano e Pelligra, hanno l'obiettivo di definire meglio il futuro datore del Grifo al direttore generale con Zarbano prescelto. La squadra torna al lavoro da lunedì con spirito positivo. Inglese giocato da titolare con la Cavese e Guglielmotti potrebbe sfruttare 2 settimane per tornare a dare il suo contributo fin da Potenza. Adesso abbiamo raggiunto un'identità di gruppo e quindi questo ce lo dobbiamo portare, perché ci deve accompagnare nei playoff e dobbiamo fare il massimo per regalare una gioia a Catania. E c'è una notizia di calcio che il Trapani e team Altamura è finita 2-0 e dunque i Granata vincono al Provinciale. Vediamo invece in Serie B al Palermo, rimpianti e amarezza a distanza di 2 giorni in casa del Palermo. Al San Nicola i rosanero dovevano sicuramente fare di più. Dionisi dice: siamo stati leziosi. Sentiamo Marco Gullà. Il Palermo è tornato sulla terra di botto. A Bari i rosanero hanno sprecato una ghiotta occasione. Una vittoria avrebbe permesso ai siciliani di agganciare il Catanzaro al 6° posto, ma invece la sconfitta maturata nei minuti finali ha riacceso le speranze playoff del Bari e ha nuovamente messo in discussione il piazzamento dei rosanero. Palermo voglioso, malizioso nel primo tempo, asciutto e senza idee nella ripresa. Oggi abbiamo perso un'opportunità perché avremmo potuto staccare una diretta concorrente o tenerla a distanza, perché avevamo recuperato punti sul Bari e oggi invece abbiamo riavvicinato il Bari e quindi sarà una lotta fino alla fine e la prossima partita sarà importante. Ancora una volta il Palermo manca la 3ª vittoria di fila, è già successo diverse volte in questa stagione. Il nostro obiettivo sappiamo qual è, e peccato oggi perché non volevamo questo, perché le partite precedenti dicevano che la squadra stava girando, stava producendo gioco. Oggi dal punto di vista del gioco abbiamo fatto un passo indietro e
dobbiamo metterci sempre il 100% e siamo stati un po' leziosi nel primo tempo e questo non va bene. Rosanero che da martedì torneranno a lavorare in vista del match di Pasquetta in casa contro la Carrarese che ieri ha bloccato il Catanzaro. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buona serata.